È ancora vivo il dolore della famiglia Pittana, degli amici e della comunità di Gemona per la morte di Matteo Pittana, scomparso a 20 anni nella notte tra il 18 e il 19 febbraio in un incidente stradale proprio nella sua Gemona. Dopo la donazione delle offerte del giorno del funerale a 2 associazioni del territorio, Pier Pura Energia d'Amore e Un Mondo a Colori per Davide, la beneficenza non si è fermata. Sapendo della predisposizione di Matteo verso le persone più bisognose, mamma Rosita e papà Luca hanno dato il via a un'altra iniziativa benefica con il lancio di una maglietta in sua memoria con una bicicletta e un soffione stilizzati e sulla schiena una poesia in friulano. La maglietta, che era stata inizialmente realizzata da un'amica di Matteo per il fratello Thomas, è stata riprodotta in 50 unità e consegnata con offerta ovviamente libera a partire da 15 euro e sono andate a ruba. Quanto raccolto con le magliette è stato devoluto all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste per lo spazio come a casa. Una bella iniziativa realizzata da una famiglia ancora distrutta dal dolore per sensibilizzare tutti a fare del bene verso le persone che ne hanno davvero bisogno.